Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. Era andato a bere una birra in un bar di Altivole subito dopo aver ucciso Vanessa Ballan, il killer 41enne kosovaro che ha fatto scempio della sua ex fidanzata prima di darsi alla fuga. Vediamo, ci sono delle immagini di la testimonianza della barista in cui ad Altivole che ha visto l'assassino nel bar di Altivole. Sentiamo la sua dichiarazione. Qua sono state le 2:30, manca 20 le 3. Si è fermato dal banco, c'era un'altra mia cliente, ha parlato con noi di normalmente tatuaggi, cose come se fosse normale. Ha bevuto una birra, prima di tutto è andato in bagno, è tornato fuori, ha bevuto la birra e ha parlato un quarto d'ora, 20 minuti con me, sta mia altra cliente. Dicendo che voleva farsi un tatuaggio? No, che se n'è fatto da poco. Di cosa? Si è fatto un tatuaggio qua sul braccio, adesso non mi ricordo, aveva una rosa dei 20, una scritta e qua un'altra scritta nel costato, però adesso non Ma mi non ricordo. erano scritte con nomi di donne? No. Okay. No, che però si riferivano comunque a mie storie passate, dire con una ragazza. E però poi da là a dire che era lei o meno non lo so. E basta, ha bevuto la birra, dopo circa un quarto d'ora, 20 minuti è uscito insieme alla mia cliente e basta, è andato via. Ah, era con una persona? No, la mia cliente era qua per conto suo. Lui è arrivato, si è fermato dal bancone, ha parlato con me, sta mia cliente. E quando ha deciso la mia cliente di andare via, poi è uscito anche lui e è andato via. Ma invece in macchina? Era in macchina. Che macchina era? Era una Kia grigia. E basta. Ma si era già visto prima? Sì, cioè, un cliente sì, era abbastanza... non abituale, però comunque l'ho già visto diverse volte. E non l'hai visto strano in alcun modo? E tu l'hai riconosciuto perché avevi visto? Ho visto la sera, mi hanno mandato le foto degli altri miei clienti, ho visto la TV e ho visto la foto e ho chiamato la mia titolare. Quindi gli altri clienti te l'hanno mandata come a dire questo è quello che vediamo sempre? Sì, non sempre, che però mi fanno l'abbiamo già visto al bar. Dopo aver accoltellato a morte Vanessa Ballan, Fandaj Bujar si era poi dato alla macchia, aveva tentato anche di depistare le indagini chiamando i carabinieri e dicendo di trovarsi in un posto, ed era un posto diverso da quello in cui effettivamente si trovava. Poi nella notte ha fatto l'errore di tornare nella sua abitazione e di farsi sorprendere dai carabinieri mentre faceva la doccia. Una personalità disturbata, una megalomane, un mitomane, lo si evince dai video che ha mandato. Rivediamo i video postati dall'assassino e poi andremo a sentire Christian Arboit dal Tribunale di Treviso. Vediamo. Ascolta, puoi farmi di tutto sino a che te lo permetto. Ma c'è una cosa che non devi fare, non sottovalutarmi, mai. Usava TikTok come un diario, postava video, ce ne sono decine sul suo profilo, aggiungeva la musica, lo sguardo lontano, la sigaretta in mano. I suoi messaggi erano questi. L'ho amato profondamente, con una sincerità che credevo condivisa. Per te ero pronto a tutto, a scalare montagne, a attraversare oceani. Ma hai scelto di tradire questa fiducia. Il mittente era lei, Vanessa, forse? Come un leone ferito, le parole sono amare e sembrano chiamare vendetta. L'uomo che innamorato non si piega. Mia madre mi ha cresciuto come la persona più gentile e dolce che tu abbia mai incontrato. Ma se mi manchi di rispetto, ti mostrerò perché ho il cognome di mio padre. I video diventano inquietanti, come questo. La voce parla in francese, c'è una data, 16 novembre 2021. Non mi mettere mai nelle condizioni di essere una persona senza cuore, posta in un altro video. Non troverai nessuno con la stessa fiamma ardente, dice ancora. Una dichiarazione d'amore e di guerra. Ed è un uomo invece scosso e sotto shock, quello che l'avvocato Remo Lot ha segnato d'ufficio insieme a Chiara Mazzoccato, avvocato e sindaco di Cairano San Marco, e riferisce di aver incontrato nella notte dopo essere stato convocato dai carabinieri. Scosso, molto battuto, un po' confusionario, come penso fosse comprensibile, forse, insomma, ecco. E quindi ho scambiato solo poche parole su come stava, bottava, insomma, non parlava in maniera... Lui sembrava. Questa mattina in carcere gli ha fatto visita invece la collega Mazzoccato. Gli avvocati sono in attesa ora di ricevere la notifica di convalida del fermo.
Allora, prima abbiamo sentito la barista del bar di Altivole intervistata dal Corriere del Veneto. Adesso sentiamo cosa ha detto al Gazzettino uno dei colleghi dell'Eurospin dove la Vanessa Ballan lavorava. Qui nel Pugliese e lei sì nell'ultimo periodo aveva paura comunque di lui, sì. Vi aveva detto che era andata a fare la denuncia per stalking? Sì, l'aveva detto ottobre, un mese fa, sì, parecchio tempo fa. Sì. E vi aveva un po' spiegato cosa faceva lui per, come dire, portarla alla denuncia? No, questo io non lo so solo che praticamente lui veniva qui spesso. Lo vedevate anche a voi? Sì, veniva qui molto spesso, magari per prendere una o due cose, ma veniva qui. Con la scusa, diciamo? Sì, veniva qui spessissimo, una mattinata, c'erano giorni che lo vedevamo anche 4 volte in una mattina. Sì. E lei come reagiva a questa presenza assillante? In questa presenza dava fastidio e nell'ultimo periodo poi aveva paura, comunque vedevi che non... Lui cercava di parlarle mentre veniva qui? Questo non lo so perché io purtroppo sono qui, non so, in corsia non so come... Lo vedevo passare di corsa. Sì, scusate, devo... E questo era un collega di Vanessa Ballan dell'Eurospin di Riese Pio X, avete sentito, veniva anche 4 volte al giorno e la infastidiva, per cui era un personaggio inevitabilmente riconoscibile dai colleghi di Vanessa Ballan. C'è l'indignazione del paese, come dicevamo, e c'è dal punto di vista giudiziario le novità sono che è stato convalidato il fermo dell'assassino in vista della misura cautelare, cioè dell'arresto vero e proprio, dell'incarcerazione, e il killer si è inoltre avvalso della facoltà di non rispondere. Sentiamo le avvocate che difendono l'assassino nell'intervista di Christian Arboet. Abbiamo svolto l'udienza di convalida del fermo, il GIP si è riservato sia sulla conferma del provvedimento della misura che è stata assunta e attualmente ragionerà sulla restrizione o meno che vorrà disporre. Il pubblico ministero ovviamente ha chiesto che rimanga in carcere. Il nostro cliente comunque non era in grado di rendere nessuna dichiarazione in questo momento. È confuso? Sì. Si è avvalso della facoltà di rispondere? Scusi? Si è avvalso della facoltà di non rispondere? Si è avvalso della facoltà di non rispondere. Si valuterà ovviamente tutto, ma c'è tutto da valutare ancora. I contorni della vicenda sono assolutamente da definire. Il pubblico ministero sta ancora svolgendo indagini, le attività di indagini sono numerose ancora in essere e ci attende comunque molto lavoro da fare, ovviamente ciascuno nel proprio ruolo. Quindi massima collaborazione, esatto. Massima disponibilità da ciascuno Pubblico delle ministero, parti, chiaramente GIP, ognuno nei propri ruoli. Vi ringraziamo. Come sta lui? È molto confuso. Che cosa significa questa cosa? Che non è in grado, non risponde difficilmente anche a domande come ti chiami. Per cui c'è della grande confusione, c'è sicuramente grande stanchezza. Sono stati giorni. Ha fatto accenno all'evento? Non ha fatto nessun accenno, non ha reso nessuna dichiarazione. Non ha parlato? No. In maniera poco chiara, non c'è proprio chiarezza, si legge la confusione nelle persone quando capisci che non c'è lucidità. Ecco, questa è la situazione, per cui... Ha pianto, ha fatto qualcosa per questa confusione? Noi esteticamente, se vogliamo un giudizio su come si presenta fisicamente, certo non abbiamo visto una persona rilassata e riposata, ma è ovvio, immagino chiunque si trovi in una condizione di questo genere quando è recluso in carcere, immagino, dall'esperienza abbiamo sempre visto, è una situazione che non permette di dormire, non consente di mangiare adeguatamente, sicuramente non è una situazione idilliaca, quindi non vogliamo giudicare il motivo del suo stato. Certo è che non lo abbiamo visto bene.
proprio per niente. È reo confesso, come dice la procura. Perché Ma se non dichiara, come fa ad la telefonata? Considera confessoria la telefonata prima dell'arresto? Allora, il pubblico ministero, anche durante c'è stata, sappiamo, una conferenza stampa, noi non eravamo presenti, non sapevamo nemmeno, hanno esposto le loro posizioni. Certo che ci sono moltissimi elementi, come dicevamo prima, ancora da chiarire. Abbiamo dato noi stessi delle indicazioni al pubblico ministero, ma proprio in spirito di collaborazione, perché tra l'altro il pubblico ministero tra i suoi ruoli ha quello di cercare di individuare tutti gli elementi a carico, ma anche a discarico. Esatto, questo fa proprio parte del suo ruolo e quindi sta facendo ulteriori indagini proprio per capire come si sono svolti i fatti, perché molte cose sono state dette anche in maniera infondata. D'altro canto si sa, le voci, voi stessi giornalisti, voglio dire, è facile comunque dare delle indicazioni sulle quali poi si crea narrativa e invece non ci sono elementi a carico. Anche questa telefonata, se è stata registrata, andrà ascoltata, perché uno dice una cosa, un altro ne dice un'altra, e quando non c'è certezza significa che bisogna chiarire. Sì, l'ha sentita? No, vede? Certo, ma pure noi non l'abbiamo sentita, quindi siccome non abbiamo sentito, noi siamo abituati a lavorare in questo modo. È legittimo. Presentare istanze. Attendiamo l'esito dell'udienza e poi faremo le nostre valutazioni. Prossimi incontri con il vostro cliente li avete già organizzati? No, sicuramente attendiamo l'esito dell'udienza e poi faremo valutazioni sotto questo profilo. E ieri una difficile conferenza stampa, forse quella la più difficile della sua carriera, del procuratore della Repubblica di Treviso Martani, perché questo magistrato ha dovuto ammettere che certi segnali erano stati sottovalutati, soprattutto per quanto riguardava le minacce pesantissime rivolte da Bujar alla vittima. E, vediamo cos'altro ha detto il procuratore, specie sul fatto che ci sono tutti gli elementi, le aggravanti per giustificare una condanna all'ergastolo. È stato rintracciato mentre cercava, era rientrato a casa sua e si stava preparando verosimilmente a fuggire perché era fatto la doccia e si voleva cambiare gli abiti. È stato trovato così, dopo 11 ore di fuga, Bujan Fandai. Carabinieri in borghese si erano piazzati davanti alla sua casa di San Vito di Altivole. Qui è ritornato dopo aver vagato per tutto il giorno, tentando anche dei depistaggi, così li definisce lo stesso procuratore Martani. Nel pomeriggio aveva fatto una telefonata al 112, nel corso della quale aveva, in maniera neanche tanto indiretta, ammesso di avere compiuto l'omicidio e aveva detto che si sarebbe costituito il giorno dopo, che aveva anche detto che si trovava nei campi ma in una zona diversa da quella in cui effettivamente è risultato essersi trovato. Il giorno prima dell'omicidio aveva attivato una nuova utenza telefonica. Il 41enne kosovaro, hanno ricostruito gli inquirenti, è arrivato in via Fornasette a Spineda in bicicletta, entrando dal retro della villetta, con sé un borsone pieno di armi improprie, 2 coltelli, un martello, usato per sfondare la vetrata e introdursi nell'abitazione. Vanessa era al primo piano, se l'è trovato di fronte. L'uomo la picchia prima a mani nude sulla testa e sul volto, poi il coltello, 7 i fendenti letali al torace, la lama insanguinata viene lasciata in un lavandino. Il delitto nella tarda mattinata, a dirlo la conversazione WhatsApp tra Vanessa e il compagno Nicola, poi rincasato a mezzogiorno. L'ultimo messaggio a cui Vanessa aveva risposto risaliva alle 11:21, poi un successivo messaggio delle 11:47 del compagno Vanessa non è stato visualizzato e men che meno ricevuto risposta. Vanessa e Bujan avevano avuto una relazione iniziata nel 2022, dice Martani, poi la decisione di lei di interromperla. Il kosovaro non accetta e inizia uno stillicidio di messaggi e minacce, anche quella di diffondere materiale video intimo. Soprattutto questa persecuzione si esplicitava soprattutto sul luogo di lavoro, perché immagina è un supermercato, quindi è facile con pretesti entrare per comprare poche cose, poi
sul luogo di lavoro e una volta le era entrato anche in casa. In una occasione al supermercato l'uomo avrebbe anche detto "ti ammazzo" alla donna. Esasperata, Vanessa il 26 ottobre denuncia. I carabinieri vanno a casa di Bujan, c'è una perquisizione, sembra che questo basti per calmarlo. Si poteva fare di più. A rispondere è lo stesso Martani. Continuo a sostenere che le donne devono denunciare, sicuramente. Poi insomma, cercheremo di capire meglio cosa non ha funzionato in questo caso. Nelle prossime ore scatterà l'interrogatorio. L'imputazione è quella di omicidio con 4 aggravanti. La premeditazione, la pregressa relazione affettiva, il fatto di aver commesso l'omicidio nei confronti di una donna incinta in gravidanza e infine il fatto di aver commesso l'omicidio dopo un'attività di carattere persecutorio ai danni sempre della vittima, sempre della stessa persona. Quindi insomma sono imputazioni da ergastolo. E adesso risentiamo le parole di una vicina di casa, un'abitazione isolata, avete visto, in mezzo a una zona verde, insomma in mezzo a un'area verde, senza case molto ravvicinate, per cui le urla di questa donna pare non siano state udite, i vicini di casa erano fuori. Vediamo le parole di una signora che abita comunque nella palazzina a fianco. Fiori bianchi davanti alla casa di via Fornasette a Spineda di Riese Pio X, dove viveva Vanessa Ballan, la donna di 26 anni, ennesima vittima di femminicidio, ammazzata barbaramente dal 41enne kosovaro Bujar Fandaj, che aveva pianificato nei minimi dettagli l'assassinio. Timidamente c'è chi si avvicina per lasciare un segno, per ricordare il sorriso di una giovane strappata alla vita, alla sua famiglia, a un'intera comunità. Un dolore straziante, come conferma la vicina di casa. Io sono partita ieri mattina e come tutte le mattine salgo dalla rampa e la vedo che aspetta il pulmino con il piccolino. Abbasso il finestrino e saluto e basta. Io di lei ho un ricordo bellissimo perché lei aveva sempre il sorriso, solare, carica. Io l'ho sempre vista così, loro li ho sempre visti come i bambini del quartiere, no? Perché appunto sono giovanissimi, però uniti, vicini, cioè non dovrebbero succedere queste cose. Lei si è mai accorta di niente? Ha mai notato persone sospette o movimenti strani? No, assolutamente no. Una cosa che lei ha ricordato e che hanno ricordato anche tante altre persone che abbiamo sentito anche ieri, proprio la solarità di Vanessa Ballan. Sempre sorridente, sempre. Io da quando l'ho vista qua e dicevo, e il bambino ha preso da te. E dopo la risata sua era contagiosa, perché la sentivi proprio, una risata contagiosa, forte, cioè ci sono, non so come dire, no? E quindi, sì, sono scioccata, sinceramente, ve lo giuro, sono proprio scioccata. Pensate come vicini, come quartiere, non so, di fare qualcosa, di fare un momento per ricordare Vanessa? Guardi, io ancora devo sentire insomma i vicini, spero di sì, perché è il minimo che possiamo fare per una persona così e basta. Grazie davvero, grazie davvero. Vanessa Ballan lavorava all'Eurospin di Riese Pio X e ovviamente abbiamo cercato di parlare con i collaboratori, però prima vediamo, come avevo detto ai registi Italo Morao e Renato Capoia, siete voi Italo? Sì. No, Italo Morao e Andrea Basso e Nadia Brazzo quest'oggi in regia. Sentiamo prima il commento di un sindaco segnato da un lutto tremendo, che è quello dell'assassinio di Giulia Cecchettini, sindaco di Vigonovo, Luca Martello.
Pur essendo giornate queste di attenzione già rivolta a Natale, siamo costretti a tornare anche su argomenti che qui da noi sono stati all'ordine del giorno purtroppo e troppo a lungo. Ci auguriamo che anche la pausa di Natale possa essere un momento di riflessione in cui tutti cerchiamo di trovare delle soluzioni, delle idee, del nuovo impegno per porre fine a questa che è una storia difficile, sempre più difficile da sopportare. Ha ragione il sindaco, sempre più difficile da sopportare, perché dopo l'assassinio di Giulia Cecchettin pensavamo si fosse arrivati a uno spartiacque tra la violenza contro le donne, una nuova fase di rispetto, invece i delitti sono continuati e soprattutto questo è stato un trauma. L'assassinio di Vanessa Ballan veramente ha provocato un'ondata di cordoglio subito dopo quello che era successo alla fidanzata, l'ex fidanzata di Filippo Turetta, che non ha avuto nessuna pietà, l'ha uccisa e poi ne ha scaricato il cadavere nella zona di Barcis in Friuli Venezia Giulia. Vanessa Ballan era molto stimata, apprezzata dai suoi colleghi nel supermercato dove lavorava e dove veniva infastidita spessissimo da quello che sarebbe diventato il suo killer e ovviamente molto dolore dei suoi colleghi che la ricordano come una ragazza solare e sorridente. Vediamo il nostro servizio. Al supermercato dove lavorava Vanessa Ballan in pieno centro a Riese c'è tanto dolore per la perdita di una collega, di un'amica, sempre disponibile, sempre pronta al sorriso e a una buona parola. La ricordano così e sentono la sua mancanza, come hanno dichiarato a microfono e telecamera spenti. Il direttore del negozio, dal canto suo, ci ha chiesto di lanciare un messaggio a chi ci governa perché vengano approvate giuste misure affinché queste tragedie possano essere prevenute e non muoversi, ha detto, il giorno dopo che l'ennesima donna è stata uccisa come la 26enne da un uomo che già era stato denunciato per stalking, per minacce. Anche i clienti del supermercato sono atterriti da quanto accaduto alla giovane donna ammazzata assieme alla creatura che portava in grembo. Manca molto, mi manca tanto il suo sorriso e la gran voglia di vivere che aveva. Ecco, manca tanto, sì, purtroppo. Una perdita grande. Sì, anche perché è giovanissima così, insomma, aveva tutta la vita davanti. Lei è molto scossa? Sì, perché all'inizio, il mio compagno mi aveva mandato un messaggio, sai, è morta una persona da Riese, e poi una mia amica mi ha mandato la foto, ho detto, oh no. Ho detto, mi sono messa a piangere perché ho detto, mamma mia, fino all'altro giorno parlavano di Giulia, adesso ce n'è un altro. Oltre a Vanessa Ballan hanno ben presente anche il suo assassino, Bujar Fandai, che vedevano puntualmente nel bar vicino al supermercato dove la donna lavorava e dove lui la controllava. Il ragazzo che l'ha uccisa frequentava abbastanza questa area qui, ecco. Dopo, purtroppo, quando è successo il fatto, avendo già sentito voci, si fa 1+1, adesso si arriva alle conclusioni, ecco. Anche la povera Vanessa lo ha denunciato, ma cosa serve le denunce? Non serve niente, anche la politica, sono tutti bravi dopo a presentarsi, a farsi vedere, anche i funerali sicuramente verranno, però la loro presenza cosa serve? Io non vedo niente. Poi sentiremo delle reazioni politiche, ma andiamo subito in diretta a Riese Pio X, dove vedo Monica Smiderle con il sindaco Guidolin. A te Monica. Buongiorno direttore, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Sono in municipio a Riese Pio X con me appunto il sindaco di Riese Matteo Guidolin. Vi abbiamo raccontato di una comunità sotto shock dopo quanto è accaduto martedì mattina, dopo il femminicidio, dopo che è morta Vanessa Ballan. Sindaco, una comunità sotto shock. Sicuramente, abbiamo delle famiglie sotto shock, sono
sconvolte, ma tutta la comunità di Riese, ma credo anche della comunità della Castellana stia vivendo un momento di grande sconforto in cui non ci si riesce a dare una spiegazione. Poi purtroppo la cronaca ci sta abituando, e non dobbiamo abituarci però a queste notizie, però sono sempre notizie che ci sembrano tra virgolette distanti. Viverlo in casa propria con una nostra ragazza così è ovviamente sconvolgente, e si fa fatica in questo momento a trovare un atteggiamento di serenità o di equilibrio, insomma, per affrontarlo, quindi saranno giorni molto impegnativi. Sindaco, noi abbiamo raccontato quello che è accaduto, è difficile anche per noi cronisti raccontarlo e raccontare comunque di una donna che aveva denunciato perché si era rivolta alle forze dell'ordine per raccontare quello che stava passando, quello che stava vivendo, le minacce che doveva sopportare. Che cosa non ha funzionato, Sindaco? Voi ad esempio eravate stati informati della situazione di Vanessa? No, noi ho verificato anche con i nostri servizi sociali, non avevamo, come si suol dire, agganciato il caso, non era passato da noi. Cosa non ha funzionato non lo so dire, sicuramente quello che posso dire, ed è un dato di fatto, non è stato sufficiente. Con questo non voglio dare colpe perché non ho cognizione di causa di quello che è stato fatto, un po' mi è stato raccontato ieri quando sono stato a trovare la famiglia, però sicuramente non è stato sufficiente. Da questo parte la riflessione, cosa si deve fare. Quello che ha detto ieri il procuratore della Repubblica Martani è comunque delinea una situazione, insomma, che forse tutto non è funzionato. È stato sottovalutato il caso di Vanessa Ballan. Io credo che abbia pesato molto bene le parole che ha detto nel suo ruolo il procuratore, e siano parole pesanti quello che ha pronunciato ieri. Quindi io non sto in questo momento dando colpe, però sicuramente credo che bisognerà approfondire cosa non ha funzionato e soprattutto se gli strumenti che in questo momento si hanno da un punto di vista normativo ma anche meramente tecnico di uomini siano sufficienti per garantire questo. A Riese non sono stati sufficienti. Questo è chiaro. Sindaco, è una famiglia sotto shock, lei diceva. Lei ha avuto modo di incontrare i familiari di Vanessa? Io ho incontrato i familiari di Vanessa ieri mattina con il sindaco insieme al sindaco di Castelfranco, ieri pomeriggio i familiari di Nicola e nuovamente i familiari di Vanessa che erano lì. È facile immaginare qual è lo stato d'animo al quale, se posso dire, si aggiunge dell'amarezza come ce l'ho io per diciamo la diffusione di dettagli che a mio modo di vedere, questo è il mio punto di vista, magari non è diritto di cronaca, ma è magari un accanimento anche cercare di scavare, un po' morbosità su quelle che sono state, insomma, il progresso che io ritengo debbano rimanere all'interno della privacy della famiglia e degli inquirenti, se serviranno per far luce sulle motivazioni del caso. E questo ovviamente getta un'ombra ancora più tragica su quello che stanno vivendo, e sono giorni inimmaginabili ovviamente, quindi io sto cercando, per quanto mi compete, per quanto posso fare, di tutelare la loro discrezione, la loro privacy, come è giusto che sia, e li ho trovati anche, e condivido, resti a parlare in questo momento. Lo faranno se vorranno, nel momento e nei modi in cui decideranno di farlo. È quello che ci ha detto questa mattina anche l'avvocato della famiglia di Vanessa Ballan, l'avvocato Simone Guglielmin, che noi abbiamo contattato telefonicamente. Ci ha parlato di una famiglia chiaramente, ovviamente, distrutta dal dolore, una famiglia che però rimane chiusa nel silenzio. Non ha escluso che i familiari
familiari possano rilasciare delle dichiarazioni, ma l'avvocato ci ha detto che ci vorrà molto tempo, ci vorrà del tempo, insomma, perché devono elaborare un po' quello che è successo. Al momento il dolore è troppo grande, è troppo forte, quindi non se la sentono di affrontare i giornalisti, di affrontare le telecamere, di rilasciare dichiarazioni oppure messaggi. Questo è quello che ci ha detto l'avvocato, Sindaco. Condivido, conosco anche molto bene l'avvocato Guglielmini e non posso che condividere il suo punto di vista, che poi immagino sia quello della famiglia, e anch'io nel mio piccolo mi sono permesso di consigliare di essere molto cauti nel rilasciare dichiarazioni e di aspettare i tempi e i modi che poi decideranno. E anche noi, io credo che anche noi in questo momento dobbiamo fare la nostra parte, intendo non solo come istituzione ma come comunità, rispettando il loro dolore, evitando quanto più possibile un turismo del macabro, evitare di andare a vedere casa eccetera. Questa è una cosa che trovo disdicevole, ma anche questa è una cosa che un po' mi ha amareggiato nei giorni scorsi, ieri in particolare, evitare di mettere violenza su violenza, anche se semplicemente verbale, crea un clima quei climi in cui nascono questo genere di violenze. Se possiamo, evitiamo, teniamoci la rabbia comprensibile. E al sindaco di Riese Piodecimo, Matteo Guidolin, grazie molte. Dovevamo andare dal comando provinciale dei Carabinieri, ma ha finito il suo discorso il comandante provinciale Ribaudo in un incontro, un brindisi di Natale con i cronisti di Nera che devono seguire purtroppo quanto sta avvenendo. Andiamo prima da Possamai, che è il sindaco di Vicenza, perché il sindaco di Vicenza ha detto dobbiamo, dopo le manifestazioni di cordoglio, dopo l'assassinio di Giulia Cecchettin, le manifestazioni e una grande attenzione da parte di tutto il Paese, dobbiamo continuare a tenere alta la guardia. Sentiamo Giacomo Possamai. Le piazze piene per la morte di Giulia Cecchettin hanno dato un segnale. Adesso non bisogna fermarsi, è il messaggio del sindaco di Vicenza Giacomo Possamai alla luce della tragedia di Vanessa Ballan, che ha riportato in primo piano a distanza di pochi giorni da Giulia il dramma dei femminicidi. Scia di sangue che negli anni ha toccato anche la città di Vicenza. L'ultimo fatto che lasciò la città sotto shock risale a giugno 2022 con il duplice femminicidio di Via Vigolo. È una tragedia che non si ferma e dal nostro punto di vista è importantissimo però non smettere di impegnarci e di combattere. Le piazze piene per Giulia hanno avuto un significato forte, hanno dato l'idea di come ci sia stato uno scatto in avanti da parte di tanti, anche di tanti uomini, e quindi non possiamo mollare. Vale per i comuni, vale per la regione, vale chiaramente anche per lo Stato. Serve che le istituzioni siano tutte insieme in questa battaglia, finanziando i centri antiviolenza, facendo attività di comunicazione, di informazione, insomma essendo tutti in campo per questa battaglia. L'appello alle istituzioni affinché si faccia di più a tutela delle vittime nei confronti di chi trova il coraggio di denunciare e ha bisogno di affidarsi ad una rete di assistenza sul territorio. È fondamentale che di fronte a una denuncia ci siano interventi pronti, immediati, perché chiaramente se una donna trova il coraggio di denunciare, a questa donna deve essere data immediatamente assistenza, aiuto e protezione. Quindi su questo dobbiamo riuscire a fare tutti di più. Chiudiamo qui la pagina dell'assassinio di Vanessa Ballan e parleremo ovviamente anche stasera a Focus. Adesso andiamo a Padova per un altro fatto di cui si stanno occupando tutti i giornali, cioè la censura in una scuola di un presepe dove Gesù è stato sostituito con un cucù, quindi è polemica. Andiamo in diretta ad Agna da Valentina Visentini. Sì, buongiorno direttore, in realtà è stata tolta la parola Gesù e inserita cucù in un canto di Natale della recita della scuola primaria De Amicis qui ad Agna, che si è appena conclusa. Tra le altre cose qui con me è appena uscito anche il sindaco di Agna, Gianluca Piva, che è genitore di uno dei bambini che ha appena cantato questa canzone, che tanto ha creato polemiche tra i genitori, perché cosa è successo? Qualche giorno fa i bambini sono tornati a casa con l'elenco delle canzoni della recita di Natale, la canzone invece
di avere delle parole come Gesù e Dio erano state sostituite con cucù e nel cielo blu, questo per una scelta della scuola di non offendere la sensibilità di chi invece non è di religione cristiana. Il sindaco ha appena concluso la recita, insomma, e ha fatto il suo discorso. Per concludere questa giornata, lei cosa ha fatto dire ai bambini? Beh, allora intanto siamo stati travolti giustamente da un caso anche mediatico, se vogliamo dire. Di per sé è evidente e palese che è stato commesso un errore, chiamiamolo come vogliamo, però di sicuro una canzone che ha dei termini religiosi non va cambiata, fatta cambiare. Lei cosa ha appena fatto dire ai bambini? Allora io alla fine ho fatto il saluto, ho augurato Buon Natale, ho ricordato che il Natale non è solo una questione di regali e di Babbo Natale, che è una componente comunque importante. E poi ho chiesto chi nasce la notte di Natale, quindi dal 24 al 25 di Natale, e tutti hanno risposto Gesù. Io ho detto non ho sentito bene, quindi l'hanno ripetuto ancora più forte, quindi ho detto bene, quindi riportiamo le cose al loro posto. Il Natale dalla nostra comunità è vissuto come un Natale religioso e cristiano, e quindi per non urtare la sensibilità di alcuni non si può comunque ignorare la sensibilità di tutti gli altri. Grazie sindaco, lo lasciamo andare perché il sindaco tra le altre cose ha un'altra recita per le scuole medie, ma dicevamo c'è stato questo malumore da parte dei genitori che hanno segnalato al sindaco, anche lui genitore perché il bambino frequenta la scuola primaria qui di Agna, abbiamo intervistato pochi minuti fa anche la direttrice. La recita si è appena conclusa, alla fine non sono mancati gli applausi a questi bambini, ma sono arrivate anche le scuse, appunto le scuse, comunque le specifiche per quanto riguarda questa vicenda dalla direttrice che noi abbiamo intervistato pochi minuti fa insieme al sindaco di Agna, che poi gentilmente è appena uscito dalla recita e ci ha raggiunto per questo collegamento in diretta. Sostanzialmente insomma questa canzone aveva creato proprio queste polemiche per la sostituzione della parola Gesù con cucù. I bambini si sono appena esibiti e alla fine insomma la situazione, e nonostante le polemiche, la recita è andata come doveva andare, ma sentiamo le parole del sindaco di Agna Gianluca Piva e della direttrice del plesso scolastico di Agna. Io restituisco la linea allo studio. Dottoressa, si aspettava tutta questa polemica, questo clamore per la scelta di sostituire le parole più cattoliche, più cristiane del Natale con altre laiche? No, non mi aspettavo tutto questo clamore, pensavo che la cosa si fosse chiarita già nella giornata di ieri a seguito di uno scambio di informazioni e di messaggi con il sindaco, e quindi immaginavo che la cosa potesse considerarsi chiusa. Penso sia una polemica inutile che non debba essere alimentata, nel senso che va a rovinare un clima di festa che ai bambini non deve essere tolto. E insomma oggi lei non sa se i bambini canteranno, con quali parole canteranno. Qual era però il messaggio, lo scopo di questa recita che la scuola voleva dare? Sì, allora io non so adesso quali canzoni saranno effettivamente proposte, perché non ho avuto modo di parlare con gli insegnanti. Lo scopo di questa recita è vivere il Natale nella sua caratteristica, ed è lo scopo di conoscere e valorizzare quelle che sono le tradizioni tipiche del nostro paese e della nostra cultura. La scuola educa all'inclusione, educa alla tolleranza, educa al rispetto dei diritti di ciascuno, ma educa anche alla conoscenza e al rispetto delle tradizioni. Quindi questa è una recita di Natale, c'è il presepe nella scuola e i bambini avranno modo, spero, di vivere con pienezza e anche con magia questo momento di festa. Sindaco, prima lei si è trovato coinvolto in questa polemica anche prima di tutto come papà, insomma che cosa ne pensa? Sicuramente è un episodio molto spiacevole. Parlo come genitore di un bambino che frequenta la scuola primaria e come sindaco. Si tratta di un errore, è un errore evidente e palese. Il voler rendere una canzone o delle canzoni di Natale, renderle più laiche, correggendo il testo a penna, è successo esattamente questo. In realtà bastava anche scegliere fin dall'inizio in questo progetto musicale dei testi diversi. Ci può stare, è che
con questa modalità, per non urtare, per non ferire la sensibilità di alcuni, è stata ignorata la sensibilità di tutti gli altri, e questo passaggio non va bene, quindi l'ho fatto presente subito alle insegnanti il giorno dopo di quando mi sono accorto della questione, e l'ho poi anche fatto presente alla dirigente scolastica. Ho fatto una nota scritta come amministrazione, lei ha anche condiviso il rammarico, quindi la dirigente mi ha risposto, tra l'altro è anche qui oggi, quindi ci vedremo alla recita, ha risposto condividendo il rammarico e che andrà ad approfondire cosa realmente è successo, come mai questo episodio, tra l'altro in un ambiente scolastico in cui abbiamo il presepio in ingresso, abbiamo il presepio in palestra, abbiamo il presepio anche alla scuola secondaria, abbiamo il presepio in centro del paese, cioè in realtà un voler laicizzare solo le canzoni sembra più un errore che altro, però fatto sta, adesso vediamo cosa ci dirà la preside. Il sindaco Gianluca Piva, che avevamo sentito tante volte quando i migranti erano nell'ex base militare di Cona, quindi Agna era coinvolta insieme a Bagnoli, insomma. Sentiamo un consigliere regionale Alberto Villanova su questa vicenda della censura del canto di Natale. Sentiamo. Ho letto con molto stupore quello che è successo nella scuola di Agna, dove per rispettare quelle che dovrebbero essere le sensibilità dei bambini che provengono da altri paesi si è tolto dalle canzoncine di Natale la parola Gesù. Ecco, non capisco cosa possa procurare di buono questa censura sulle nostre tradizioni, sulla nostra religione, su quella che è una cultura millenaria che ha fatto crescere l'Occidente, che ha fatto crescere il nostro paese in tutti questi secoli. Sinceramente trovo che questa battaglia che viene portata avanti da una minoranza per togliere tutti i riferimenti religiosi alla nostra scuola, alla nostra cultura, sia qualcosa che non ha molto senso, perché la nostra è una regione che ha sempre parlato di pace, di tolleranza, che non vedo come possa offendere le persone che vengono qua da paesi stranieri, anche perché se vengono qui in qualche modo vuol dire che approvano quello che è la nostra cultura e quello che è il nostro paese. Quindi sinceramente trovo veramente controproducente e, permettetemi, anche un pochino stupido togliere questo riferimento a Gesù o alla nostra religione da quello che è sono le recite di Natale, oppure tutte quei movimenti che si vedono ogni anno per togliere il presepio da scuola, altro simbolo di pace, altro simbolo di tolleranza. E quindi sinceramente viva il Natale, viva quelle che sono le recite scolastiche, viva le nostre tradizioni, perché su questo si basa la nostra cultura e si basa il nostro paese. E questo era Alberto Villanova, presidente dell'intergruppo Lega-Liga in Consiglio regionale. Adesso andiamo avanti con la cronaca, andiamo in diretta a Mestre da Filippo Fois, perché protesta il comitato dell'ex Umberto, l'ex ospedale di Mestre, la vicenda del buco. C'era un buco e il buco è rimasto. Sentiamo in diretta Filippo Fois con i suoi ospiti. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Buco c'era, il buco è rimasto, dice giustamente il nostro direttore Luigi Baccialli, e non si tratta di un buco da poco, perché stiamo parlando di 4 ettari che si trovano nel cuore di Mestre. Per chi non fosse pratico della zona, è un'area che prima era occupata dall'ospedale Umberto I, che poi è stato trasferito nella zona di Zelarino all'ex ospedale All'Angelo, però quell'area rimane ancora in attesa di destinazione, per così dire. C'è un comitato, noi ci troviamo in questo momento nella sede dell'associazione Viva Piraghetto, che si trova in via Piave a Mestre. C'è un comitato ex Umberto I che si batte proprio perché quest'area venga riqualificata, si trova in uno stato di evidente degrado. Monica Coin, com'è la situazione adesso e che cosa proponete? Beh, dopo 15 anni di buco, di degrado in pieno centro della città, abbiamo pensato di dare una mano anche per quanto riguarda lo stallo dei privati. Abbiamo avuto una società fallita e ora il gruppo lì, acquirente dell'area, da 4 anni e mezzo non ha ancora presentato un progetto, quindi percepiamo una difficoltà anche dei privati per realizzare, perché lo scopo dei privati legittimamente è quello di fare profitto,
conflitto, ma noi pensiamo che all'interno di quell'area ci siano anche dei beni comuni importanti. Beni comuni, tra l'altro, di proprietà del Comune di Venezia, che non li riqualifica. Noi abbiamo presentato un documento di riqualificazione per la parte pubblica che secondo noi può fare anche da volano addirittura per la parte privata. Avete indicato addirittura dove prendere i fondi per attuare questi restauri. Sì, noi sappiamo che l'acquisizione è a costo zero perché è già prevista dalla convenzione pubblico-privato, ma una volta acquisiti i beni devono essere riqualificati e ci vorranno molti soldi, ma questi soldi hanno già delle destinazioni nel bilancio. Noi stiamo facendo, diciamo, il mestiere degli amministratori pubblici e indichiamo nel nostro documento, che propone appunto la riqualificazione dei padiglioni, delle aree verdi, eccetera eccetera, tutte le fonti di bilancio già destinate per la riqualificazione degli edifici pubblici in zona urbana. Tra l'altro anche le fonti del PNRR che non sono state approvate e che sono state bocciate dalla Commissione europea. Fin qui Coin, si parla anche di scelte politico-amministrative che coinvolgono il Comune di Venezia, però siccome stiamo parlando di beni pubblici c'è anche una questione invece che riguarda il lasciar perire questi beni pubblici, e su questo voi, lo chiedo a Michele Boato, avete interessato la Corte dei Conti di Venezia. Sì, 2021. 3 urbanisti del comitato, Giorgio Sarto, Carlo Giacomini e Cristiano Gasparetto, hanno presentato una denuncia alla Corte dei Conti molto precisa. C'è un danno evidente nel lasciar deperire questi beni, un danno e anche un utile che non viene utilizzato, quindi un minor guadagno per il comune. Insomma, un comune di Venezia che dice: perché dovrei spendere dei soldi io per una cosa che non mi interessa? Stiamo parlando del centro di Mestre. In effetti ci sarebbe la possibilità veramente di ridisegnare quella che è la città di Mestre. Lo ricordiamo, si tratta di 4 ettari che si trovano vicinissimi a Piazza Ferreto, a tutte le zone più conosciute della città. Allora, dalla Corte dei Conti per ora non è arrivata risposta, sono trascorsi 2 anni, nel frattempo c'è anche chi si sta dando da fare. Io per esempio sono con i giovani dell'associazione Pandora, che possono essere un esempio di come riqualificare queste zone anche come spazio di vita sociale, per così dire. Sì, noi appunto siamo i ragazzi e le ragazze del laboratorio climatico Pandora, che appunto da 2 anni abbiamo deciso di occupare quello stabile e di dare vita a molteplici, da un lato iniziative, eventi, presentazioni di libri e dibattiti, dall'altro assemblee e appunto momenti di organizzazione e auto-organizzazione reale per effettivamente discutere di quali sono i problemi e soprattutto di quali sono le necessità da cui quei problemi derivano. E le maestre non mancano, però. Ce n'è per chi vuole e anche per chi non vorrebbe in realtà. Il problema qual è? Il problema è che questi problemi derivano non dalla casualità ma da scelte ben precise. Queste scelte, nel senso, l'hanno detto poco fa e i soldi per risolvere questi problemi ci sono, esistono e sono già stati indicati. Basterebbe volerlo fare, la volontà, esatto, se non quantomeno di ascoltare i cittadini e non di fare gli interessi propri o dei privati. E allora noi ringraziamo intanto tutti gli ospiti che sono intervenuti qui e c'è stato Pinocchio. Ecco, diciamo che è una nota così un po' polemica su quello, perché da tanti anni è un dibattito che è cominciato quando c'era ancora Massimo Cacciari, quello sull'ex Umberto I, e ancora siamo in attesa di una risposta, l'attende un pochino tutta Mestre. Io direi che per ora proprio da Mestre è tutto. Direttore, ti restituirei la linea. Grazie molte a Monica Coin, a Michele Boato, grazie a Filippo Fois, credo ci sia Sandro Ponchio, quindi grazie anche ai nostri tecnici, ai nostri operatori. Andiamo avanti con la cronaca, la cronaca nera. La Guardia di Finanza di Vicenza ha scoperto un igienista dentale con titolo estero non riconosciuto in Italia che forniva abusivamente prestazioni odontoiatriche in uno studio della provincia vicentina. Odontoiatra e igienista dentale sprovvista di titolo autorizzativo e abilitante all'esercizio della professione. L'ha scoperta la Guardia di Finanza di Arzignano, che ha eseguito un controllo in uno studio dentistico della provincia vicentina. Nel corso della verifica è stata riscontrata la presenza di pazienti a cui la sedicente professionista aveva dato appuntamento per effettuare delle cure e delle pulizie dentali. Alle Fiamme Gialle la donna si è giustificata affermando di essere in possesso di un titolo di studio da igienista conseguito all'estero, che non sarebbe quindi riconosciuto in Italia. Per questo è stata denunciata per esercizio abusivo della professione.
Torniamo alla violenta rapina al supermercato di Limera nel Padovano. All'esame degli investigatori le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza. È un fatto molto grave quello che è accaduto. Hanno scelto il posto peggiore dove venire a rubare, perché ogni 50 metri ci sono telecamere a Limena, quindi non è quello il problema non è individuare chi è stato. Stanno passando al setaccio le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza. I carabinieri che da martedì sera indagano sull'assalto a mano armata al supermercato Ali di via Roma a Limena. Era ancora aperto l'esercizio commerciale quando poco dopo le 19 due banditi sono entrati all'interno e puntando una pistola contro le due cassiere presenti si sono fatti consegnare tutti i contanti, circa 2.000 euro. Ottenuti i soldi, i due rapinatori sono fuggiti a piedi facendo perdere le loro tracce. Nessuna inflessione dialettale, hanno raccontato agli investigatori le due donne sotto shock. I banditi hanno pronunciato pochissime parole. Indagini sono in corso per individuare i due prima che possano commettere rapine e fotocopia in un periodo delicato come quello prima di Natale. Il problema sarà metterlo in galera. Purtroppo, come sappiamo, per reati di questo tipo 2 o 3 giorni e poi sono fuori. Il problema che abbiamo in Italia è proprio questo, che mandiamo in galera chi si difende dai ladri e non chi va a rubare. Ha chiamato il 113 in un momento di grande sconforto. Gli agenti delle volanti sono arrivati a Chiesa Nuova, un quartiere di Padova, e hanno salvato una donna. È rimasto al telefono con lei senza mai mollarla, pronto a richiamarla una decina di volte in attesa che rispondesse dopo che la prima conversazione era caduta. È stato grazie al sostegno ricevuto da un agente in servizio alla centrale operativa della Questura di Padova che una donna di 44 anni, italiana, residente nel quartiere di Chiesa Nuova, ha avuto la forza di reagire allo stato di grande prostrazione in cui si trovava. La donna in quel momento era in casa e all'operatore del 113 ha raccontato di aver ingerito del detersivo e di essersi ferita. Nell'attesa dell'arrivo dei colleghi, il poliziotto è riuscito a convincere la donna ad alzarsi dal letto per aprire agli agenti che non potevano entrare dato che l'appartamento era stato chiuso. Soccorsa dai poliziotti e dai sanitari del 118 che erano stati allertati, la donna in stato confusionale è stata accompagnata in ospedale per le cure del caso. Il perché del gesto non è noto. Nell'appartamento non è stato trovato nessun biglietto. C'è stato uno scontro tra un furgone e un'auto a Saunara e 2 donne sono rimaste ferite. L'incidente è avvenuto lungo la strada provinciale 40 nel comune di Saonara, poco dopo le 18 di mercoledì. 2 le donne rimaste ferite, soccorse dai sanitari del SUEM 118 nello scontro tra l'auto e un furgone finito fuori strada. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Piove di Sacco che hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto le donne trasportate al vicino pronto soccorso. Il traffico è stato deviato dagli agenti della polizia locale che stanno eseguendo i rilievi dell'incidente. Vediamo una notizia dal Mattino di Padova, la vediamo qui in questa prima pagina del Mattino. Addio a Rinaldo Panzarini, famoso dirigente in numerose banche private. E a proposito di decessi, parliamo della scomparsa di Don Edi Savieto, che era un missionario notissimo, apprezzato, molto attivo in Brasile. Sentiamo. Sono contento perché è arrivata questa opportunità grande, insomma, di poter andare in missione. A mandarlo in Brasile era stato proprio il Papa nel 2018 con il Sinodo per l'Amazzonia. Spero di rendere onore a queste comunità che mi inviano, aveva detto il 23 ottobre dello scorso anno ai microfoni di Nicola Marcato, parlando di Olmi e Cavrie, che Don Edi, già vicario della parrocchia della Cattedrale a Treviso, aveva guidato per anni. Dicevo anche ai ragazzi stamattina che non partirò sicuramente da solo, ma con ognuno di loro segnato nel mio cuore, nella mia carne, insomma, quindi partiamo insieme. La notizia della sua morte è giunta improvvisa e inattesa dal Brasile. Edi aveva solo 51 anni. Ad ucciderlo un infarto fulminante mentre si trovava nella sua parrocchia a Paracaima, al confine con il Venezuela. A comunicarla il vicario per il clero, Monsignor Donato Pavone. Nel pomeriggio invece il vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tommasi, ha fatto visita alla famiglia. Eccolo mentre sale in bicicletta da Quarto d'Altino per un pellegrinaggio di pace. In quell'occasione i fondi raccolti furono donati alle famiglie alle prese con il caro bollette.
bicicletta. Entusiasta, poliedrico, sempre capace di mettersi in ascolto, inserito nella comunità a tutti i livelli. Qui stava benedicendo il carico di aiuti partito da un'azienda di San Biagio di Calarta verso l'Ucraina. 2 anni fa, insieme a Don Cuncarollo, aveva sfidato ogni avversità per portare aiuti ai migranti che bivaccavano nelle foreste Bijak in Bosnia-Erzegovina. La notizia della sua morte improvvisa è stato uno shock per le comunità di San Biagio che tanto lo hanno amato e sostenuto. Qui le immagini della festa organizzata a Cavrie per salutarlo prima della partenza. I bambini avevano fatto disegni per lui, di loro diceva: Sono tanto anche triste, insomma, per dover partire, perché qui sono stati 9 anni a Olmi e domani che saluto Cavrie 6 anni, meravigliosi, quindi esperienze incredibili, insomma. Un grande saluto da Pacaraima e che sempre Dio vi benedica. Torniamo all'inchiesta sull'uccisione di Vanessa Ballan. Si è saputo poco fa che è stata disposta l'autopsia sul feto della donna, perché Vanessa Ballan, come sapete, era madre di un bambino di 4 anni in attesa di un altro bambino, era al 3° mese di gravidanza. Andiamo subito in diretta davanti al Tribunale di Treviso, c'è Christian Arboit. A te, Christian. Sì, direttore, buongiorno anche da parte di Alberto Pivetta che sta curando la parte tecnica. Ti confermo, la notizia è stata confermata poco fa proprio ai nostri microfoni, lo sentirete questa sera dal procuratore Marco Martani. È stata disposta una doppia autopsia, ci saranno 2 consulenti domani, un'autopsia sul corpo di Vanessa Ballan e un'altra specifica sul feto. Questo perché si deve capire di chi è la paternità di questo feto. Questo il dettaglio di giornata, dettaglio non è, perché a questo punto nulla va lasciato al caso. Queste le parole dello stesso Martani. Al di là di questo aspetto ci sono anche altri dettagli che si stanno aggiungendo di minuto in minuto a questo quadro dell'orrore che ha portato all'uccisione, alla mattanza di Vanessa Ballan all'interno della sua abitazione di via Fornasette a Spineda di Riese Pio X. Confermata di fatto la mattanza, 7 i fendenti letali, quelli al torace, ma la donna prima è stata colpita a mani nude alla testa e al collo. Il feto non sarebbe stato interessato dai fendenti, anche questo va sottolineato in questa fase. E sullo sfondo ovviamente c'è il rapporto tra i due, tra Vanessa e Bujar, questo kosovaro che si trova in carcere a Santa Bona. Questa mattina c'è stato l'interrogatorio, lo ricordo, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Un uomo che, raccontano le legali, appare ancora provato, scosso e davvero poco lucido, da qui la decisione di non rilasciare nessuna dichiarazione. Ecco, quello che ti posso dire è che prima della denuncia per stalking del 26 ottobre ci sono stati diversi episodi di minacce nei confronti di Vanessa, una inedita che finora non era emersa all'interno del supermercato, quando l'uomo ha tirato addosso a Vanessa delle monetine, forse il resto di un acquisto appena effettuato, un lancio di monetine che poi è stato seguito da una serie di improperi molto forti, molto disturbanti. Non solo, ti do un ulteriore dettaglio che mi è stato confermato dal procuratore, ripeto, questa sera lo sentirete, nella casa di Bujar, di questo 41enne kosovaro, è stata trovata anche una foto
che lo ritraeva, una foto molto felice, normale, che lo ritraeva con Vanessa e con il bambino di 4 anni. Bujar, questo il dato che viene confermato qui da Palazzo di Giustizia, voleva crearsi una famiglia con Vanessa e proprio nell'estate l'aveva subissata di richieste: vieni via con me, vieni a stare con me, creiamo una famiglia. Lei a queste richieste, ovviamente a questa richiesta ha risposto di no, e appunto abbiamo visto come è andata a finire. Non solo, a quanto pare c'erano anche dei ricatti. La donna negli ultimi mesi con ogni probabilità era ricattata anche da un punto di vista sessuale, ovvero aveva subito degli episodi sessuali, ecco, aveva consentito dei rapporti sessuali sotto minaccia, integra il reato di violenza. Ecco, questo si scoprirà ovviamente e si tenterà di capire nei prossimi giorni nel prosieguo di questa inchiesta, che ovviamente è molto complessa. Ci sarebbero anche tanti altri dettagli, direttore, ma per il momento mi fermo qui. Quello che ti ripeto è che domani ci sarà questa doppia autopsia e che si farà luce sulla paternità di questo feto, un dettaglio che a questo punto non è. Con Alberto Pivetta ti restituisco la linea da Palazzo di Giustizia. Volevo farti un'altra domanda, perché a questo punto si rafforza l'ipotesi che la rabbia del kosovaro sia stata scatenata dall'apprendere che Vanessa era di nuovo incinta, perché risulta, l'ha detto ieri il procuratore Martani, come abbiamo riportato ieri, che il concepimento di questo secondo bambino sarebbe avvenuto in novembre, quindi si presume, tra le ipotesi, che l'assassino, che intendeva formare una famiglia con questa donna, avrebbe perso del tutto la ragione nell'apprendere che Vanessa era nuovamente in uno stato di gravidanza, evidentemente dopo diversi mesi dalla fine della sua relazione, no? Su questo bisognerà fare luce, questo è ovvio. Una delle ipotesi è, come dicevi tu, che Bujar sia venuto a conoscenza della gravidanza della donna al supermercato, perché appunto Vanessa aveva una gravidanza difficile e quindi magari è venuto a conoscenza del fatto al supermercato, che lui comunque frequentava abitualmente, e lì potrebbe essere scattata una molla. Però domani si dovrà capire appunto la paternità di questo feto e anche appunto la gravidanza, se davvero una gravidanza di 3 mesi, ma qui ovviamente il condizionale è quanto mai d'obbligo, e lo stesso procuratore Martani ha utilizzato tutta una serie di condizionali e di ipotesi dubitative. Come ti dicevo poc'anzi, questo è il momento di non lasciare nulla al caso. Siamo di fronte ad un omicidio aggravato, 4 sono le aggravanti, non solo perché la donna era incinta, ma per il vincolo comunque affettivo che c'era stato. C'è la premeditazione, la procura è convinta che ci sia stata premeditazione. Il procuratore dice è stata utilizzata una bicicletta, le modalità anche di introduzione nell'abitazione da parte di Bujar fanno propendere per la premeditazione. C'è stata anche una crudeltà evidente, e si contestano a Bujar anche la violazione di domicilio aggravata con questi mezzi di scasso, 3 le martellate date alla vetrata che sono state udite a quanto pare distintamente anche dai vicini di casa che però non avrebbero sentito le urla della donna. L'aggressione è avvenuta all'interno dell'abitazione. Al primo piano Vanessa si trovava ancora in pigiama. Questo
appunto tra le 11:21 e le 11:47 dell'altro ieri. E quindi insomma c'è ancora tanto da chiarire. Come dicevano tra l'altro le legali, che sicuramente avete sentito in apertura di edizioni, insomma domani magari si aggiungeranno altri tasselli. Grazie molte a Christian Arboit in diretta dal Tribunale di Treviso. Buon lavoro a te, ad Alberto Pivetta. Andiamo in pubblicità, pochi minuti, anzi 2 minuti e poi torniamo. Torniamo in diretta con una notizia importante che è appena stata pubblicata dai giornali. È arrivato dalle agenzie l'annuncio che la Camera ha bocciato la ratifica del MES, il meccanismo europeo di stabilità. No di Lega e Fratelli d'Italia, Forza Italia si astiene. Era stata ventilata questa ipotesi, ma poi un no che è arrivato proprio poco fa, dopo l'accordo invece sul patto di stabilità di cui vi avevamo parlato ieri. È stato raggiunto anche un accordo sui migranti, un meccanismo qui molto articolato, con una accoglienza obbligatoria per tutti i paesi europei. E nel caso un paese europeo non dovesse accogliere i migranti è tenuto a pagare al paese di prima accoglienza, e cioè tra questi ci sono l'Italia, la Grecia e la Spagna, 20.000 euro a migrante. È un programma, mi sembra, abbiamo detto ieri sera, piuttosto difficile da realizzare, ma insomma è la dimostrazione che l'Europa vuole questa redistribuzione dei migranti che spesso si trasformano in nuove leve per la criminalità, e persone straniere, di origine straniera, che si danno anche diciamo, al fanatismo religioso, partecipando a movimenti radicalizzati. Vediamo la storia di questo 20enne di Merlar. Sentiamo. Uno studente di ingegneria informatica dell'Università di Padova che ha frequentato un istituto tecnico nel Rodigino con buoni voti si chiama Ali Abdelli, il 20enne, arrestato dalla Digos di Padova per apologia e istigazione a delinquere, aggravati dalla finalità di terrorismo e addestramento con finalità di terrorismo internazionale. Il ragazzo vive a Merlara con la famiglia. Nato in Italia da genitori marocchini arrivati nel nostro paese più di 20 anni fa, viene descritto come un ragazzo tranquillo dai familiari, ma i suoi profili social raccontano una storia diversa. Video di addestramenti fisici per mujahideen, ricette casalinghe per confezionare ordigni, post che inneggiano alla jihad pieni di odio verso gli ebrei, gli omosessuali e i soldati americani. Il giovane informatico, molto esperto, aveva tessuto una rete di contatti con persone radicalizzate anche all'estero. Ieri c'è stato l'interrogatorio di garanzia davanti al giudice che ha disposto gli arresti domiciliari. Il 20enne si è avvalso della facoltà di non rispondere. L'indagine della Digos di Padova, coordinata dalla Procura distrettuale di Venezia, era iniziata nel marzo del 2022. Tantissimo il materiale raccolto in quasi 2 anni. Ali Abdelli pubblicava i suoi post soprattutto in occasione di anniversari come quello dell'11 settembre o dell'8 febbraio, data in cui vennero pubblicate le vignette satiriche sull'Islam dal giornale francese Charlie Hebdo, oppure pochi giorni dopo lo scoppio della guerra israelo-palestinese. Sotto shock la comunità di Merlara, dove vive la famiglia, mamma, papà camionista e una sorella. Mi lascia basito il fatto che con la possibilità di gestire tutto a mezzo internet e web si possano creare queste situazioni che oserei dire di pericolo per le nostre comunità. Ripeto, tutto da verificare, però leggendo anche i giornali, vedendo che la Digos ha fatto indagini da 2 anni, probabilmente certo fondo di verità deve esserci. Mi preoccupano molto i capi d'accusa.
Furti a raffica in tutte le province del Veneto, specie nelle abitazioni, ma i ladri sono tornati anche alla Fondazione Oltre il Labirinto. Terzo furto in 3 anni consecutivi, sono spariti i regali che servivano a confezionare le ceste di Natale. Danni economici che la Fondazione, sempre in difficoltà, ora dovrà risarcire alle ditte appaltanti. Per il terzo anno di fila, sempre a dicembre, sono entrati stanotte verso le 21 dei ladri e hanno portato via dei prodotti soprattutto alimentari, bevande, vino, birre. Sconforto e rabbia, è il terzo anno consecutivo che l'associazione Oltre il Labirinto subisce un furto a pochi giorni dal Natale. È successo a Vascondi Carbonera. I malviventi, immortalati dalle telecamere di videosorveglianza, sono entrati in questo centro diurno frequentato da una dozzina di ragazzi autistici e hanno portato via i regali per confezionare le ceste natalizie. Il danno è notevole. È intorno ai 1.500-2.000 euro, perché dobbiamo considerare che hanno anche forzato la porta. I ladri hanno effettuato prima un sopralluogo, poi con il buio sono tornati. Come gli altri anni sono entrati da una porta sul retro della sede. Alle 5:30 si vedono delle persone riprese dalle telecamere di sicurezza che fanno il giro dello stabile e controllano. Dopodiché verso le 9 si avvicinano. Sono saliti in questo tavolo? Sono saliti in questo tavolo, qui ci sono le impronte, sono riusciti ad alzare la telecamera, l'hanno spostata in modo che non inquadrasse la porta d'entrata e dopodiché, scassinando la porta, sono entrati. Una volta all'interno, i malviventi hanno fatto razzia di marmellate, panettoni e bottiglie di vino. Questa mattina i ragazzi che dovevano entrare in servizio hanno trovato tutto messo sottosopra. Scioccati, sono stati mandati a fare altre attività. Rimane la preoccupazione. Dopo questo ulteriore episodio, l'associazione potrebbe perdere dei clienti importanti. Il prossimo anno mi daranno ancora i prodotti in lavorazione conto terzi, visto che in ogni anno ci rubano qualcosa. È qualche cosa di triste, perché questa è un'attività non tanto di guadagno per noi, ma di occupazione per tanti ragazzi a basso funzionamento, che quindi sono dei ragazzi che bisogna tenere occupati e che in questi lavori trovano dignità. Su quest'ultimo caso indagano i carabinieri. I militari ora visioneranno le riprese anche delle telecamere vicine per cercare di identificare i responsabili di questo odioso furto. Il servizio di Nicola marcato e c'è paura a Maerne, a Martellago, perché in una notte sono state svaligiate 3 abitazioni. È rientrata mia moglie per prima, perché io ero con mia figlia più grande a vedere una partita di pallavolo e ha trovato la porta del salotto completamente spalancata e ha iniziato a vedere delle orme per terra e dopo, andando al piano superiore, si è accorta che avevano buttato per aria tutto. Cosa abbiano portato via? Prevalentemente un paio di orologi preziosi. Questa è una delle abitazioni prese di mira dai ladri domenica pomeriggio dalle 15:30 alle 19 circa, che hanno colpito a Maerne, Olmo e Martellago, approfittando dell'assenza dei proprietari di cui probabilmente avevano controllato gli spostamenti. Queste persone ti controllano prima di venire dentro, perché dal fatto che sono entrati nel momento in cui eravamo via tutti, compreso il mio vicino, fa capire che questi ti controllano. Resta un po' di amore in bocca, perché non capisci se hanno lasciato un lavoro a metà, perché probabilmente un po' sono stati disturbati, o se realmente hanno finito di fare il suo lavoro, e quindi si resta un po' sempre con l'angoscia che possano ritornare. Ma Maerne non è stata l'unica frazione presa di mira. Questa è una delle abitazioni prese di mira domenica dai ladri, una laterale di via Fappanni. Sono entrati proprio al piano rialzato di questo condominio, mentre in casa non c'era nessuno. I ladri sono riusciti a eludere le telecamere, che nel comune sono 120, oltre al controllo di vicinato molto attivo da tempo. Questa è una via secondaria, naturalmente non ci sono, ma all'uscita e all'entrata sono videosorvegliate con 4 telecamere per ogni uscita e entrata, quindi abbiamo controllato e non abbiamo visto uscire nessuno. Molto probabilmente hanno scavalcato la recinzione, sono usciti sulla via dietro ancora e poi sono andati via a piedi. Il controllo vicinato è fondamentale, perché comunque ogni anno aumenta e fa bene anche la cittadinanza, perché comunque c'è collaborazione tra cittadini. Le videotelecamere sono aumentate dal primo anno che mi sono insediato da 26 a 120, quindi logicamente abbiamo il territorio più videosorvegliato, grazie anche alle forze dell'ordine che comunque pattugliano le nostre strade. Anche grazie a questo i furti sono diminuiti negli anni.
Rispetto all'anno scorso sono dimezzati, l'anno prima ancora di più. Ricordo che un venerdì del 2021 solo su una sera 12 furti. Quello è stato proprio una cosa che ha colpito tutto il paese perché si aveva paura. Quest'anno non è così. Restano però alcune zone scoperte, come evidenzia uno dei derubati che lancia un appello all'amministrazione. Penso che sia una cosa fondamentale installare delle telecamere anche qui, perché anche parlando con le forze dell'ordine qui non ce ne sono e quindi logicamente loro possono agire indisturbati, anche perché piena campagna, fuori campagna, dappertutto. E ci sono stati messaggi di solidarietà da parte di sindaci del Vicentino verso la loro collega di Sandrigo, che è colpevole di aver avviato un'attività di bonifica in un'area in cui vive una comunità di Sinti, ha ricevuto pesanti minacce. Come provincia di Vicenza, ma soprattutto come assemblea dei sindaci che erano rappresentati ieri a Villa Cordellina, abbiamo manifestato la nostra solidarietà, la nostra vicinanza ai due colleghi che sono stati oggetto di minaccia, Luca Vendramin di Pianese e Marica Rigoni, appunto di Sandrigo. È stata la stessa Rigona a ricordare quanto avvenuto lo scorso 29 novembre a Sandrigo, quando furono minacciati di morte dopo l'abbattimento di un fabbricato abusivo disposto dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza. Il Comune era impegnato in una complessa operazione di bonifica di un'area occupata da un nucleo di Sinti per garantire loro migliori condizioni di vita. La zona era occupata da una cinquantina di persone, di cui 34 minori. La loro presenza con il resto della cittadinanza non è sempre stato facile. Per un amministratore sentirsi minacciato mentre si sta adempiendo al proprio dovere sia un'esperienza abbastanza pesante da sopportare. Questa vicinanza mi ha permesso di riacquistare forza ed energia per proseguire nel percorso amministrativo anche con maggior determinazione. Ci spiace ricordare come a poche settimane di distanza di quanto successo ad Arzignano con la collega Alessia Bevilacqua, ci troviamo ora a un caso molto simile. Noi come primi amministratori della provincia di Vicenza non ci abituiamo a questo e tutti insieme lavoreremo affinché queste cose non si verificano più. Era opportuno ribadirlo in modo formale affinché ci fosse visibilità anche di questo atto concreto che i sindaci hanno fatto. E anche lo sport scende in campo per raccogliere fondi per le case rifugio di Treviso, all'asta la maglia rosa della Benetton Rugby. Facciamo vedere ovviamente, quindi col nostro logo, la maglia che portiamo in giro per tutta l'Europa per rappresentare proprio sia la nostra squadra, ma poi ovviamente anche insomma un messaggio così importante che è quello proprio di combattere determinati atteggiamenti. Una maglia rosa contro la violenza di genere, la Benetton Rugby a scendere in campo questa volta. I fondi raccolti dalla vendita all'asta della divisa indossata nel campionato internazionale United Rugby Championship ed European Professional Club Rugby Challenge Cup serviranno a sostenere i progetti per proteggere le donne ed educare gli uomini. Fa molto male perché non riesci a capire fino a quando la mente umana riesca ad arrivare a questa cattiveria. Siamo comunque un catalizzatore di attenzioni, quindi secondo me cercare di dare un esempio a tutti penso sia un'ottima iniziativa, insomma, anche cercare di sensibilizzare un po' tutto il territorio. Un progetto nato molto prima che la cronaca imponesse l'agenda delle priorità e sono loro i leoni a voler testimoniare anche attraverso la loro figura valori importanti, il rispetto delle regole e la capacità di saper accettare una sconfitta. È uno dei grandi insegnamenti secondo me dello sport in generale. Cercare insomma rialzarsi dopo una sconfitta ed essere sempre pronti a rimbalzare per cercare subito una vittoria, quindi cercare sempre di, quando cadi, rialzarsi il prima possibile. Campioni della Benetton Rugby, ospiti di Anna De Roberto su Antenna 3. Vediamo a proposito di violenza contro le donne l'aumento esponenziale delle richieste di soccorso ai centri antiviolenza.
Il femminicidio di Vanessa Ballana, Riese Pio X, fa ripiombare il Veneto nell'orrore ad un mese esatto dal ritrovamento del corpo senza vita di Giulia Cecchettin. Solo nel 2003 in Veneto sono state 8 le donne uccise e in queste ultime settimane le telefonate ai centri antiviolenza sono in crescita costante. Al Centro Veneto Progetti Donna, che segue la provincia di Padova, le chiamate giornaliere sono triplicate, in media sono 15 ogni giorno. Il trend non si sta abbassando e in una settimana abbiamo dovuto far fronte a 44 nuove richieste di aiuto, e segno che sicuramente tante donne stanno prendendo consapevolezza e stanno prendendo anche fiducia nel chiedere aiuto ai centri antiviolenza, ma segno anche che c'è bisogno che lo Stato faccia qualcosa di più, perché ancora siamo molto indietro nel proteggere le donne veramente da questo fenomeno. Al di là della denuncia, poi ci deve essere la risposta concreta delle istituzioni e la non sottovalutazione del rischio per tutti i cosiddetti reati spia. Non basta la denuncia per porre in sicurezza la donna, bisogna che quando la donna si rivolge alle istituzioni per chiedere sostegno, essere protetta, ci sia una corretta formazione da parte di queste persone che valutino il rischio che quella donna sta correndo quando appunto porta la sua situazione a queste istituzioni. Il codice rosso prevede misure cautelari per tutte le fattispecie di reato. Per il reato di stalking sono previste diverse misure cautelari che possono essere attivate appunto dall'autorità giudiziaria e quindi anche tutelare le donne che in qualche modo sono vittime di questo reato. Ecco, già a ottobre, parliamo dell'ultimo caso, quello di Vanessa Ballana, già a ottobre la donna aveva denunciato la preoccupazione per gli atteggiamenti di questo uomo che minacciava di diffondere anche video intimi della loro relazione che si era conclusa. Sì, la minaccia di diffondere materiale intimo non consensualmente è un reato tra l'altro introdotto dal Codice Rosso, quindi è una nuova fattispecie di reato. Dice Valentina Visentina, andiamo in pubblicità, in regia Italo Morao, Andrea Basso con Nadia Brazzo e ci vediamo tra un paio di minuti. E come avete sentito in apertura di questo telegiornale dalla nostra inviata Dania Valentina Visentin, sono riesplose le polemiche per le censure ai presepi, ai canti di Natale nel rispetto di altre culture. Vediamo il titolo del Gazzettino: Natale censurato in una scuola appunto di Agna, tolti i riferimenti cattolici, cucù al posto di Gesù, tutto questo mentre Fratelli d'Italia propone di obbligare le scuole ai presepi. Sentiamo cosa dicono delle censure ai canti di Natale i bassanesi. No, secondo me è una vergogna, perché a chi non comodo Gesù o i santi va a abitare a casa sua, dove c'è qualche altro personaggio. Insomma, mi sembra una vergogna proprio, perché i nostri ragazzi sono stati abituati con Gesù, Babbo Natale, i santi e tutto quanto. E poi se c'è libertà, deve essere libertà per tutti. Sì. Non perché noi siamo cristiani, non possiamo fare una cosa e gli altri. Vedo che c'è libertà massima per gli altri, quindi soprattutto per noi deve esserci la libertà. È uno schifo. La nostra religione dobbiamo rispettarla, chi non è comoda che sta in casa sua. Perché noi altri a casa sua non dobbiamo fare niente e proibirgli di niente. Quindi è sbagliato secondo me? Certo che è sbagliato. Abitano qui, bisogna accettare come sta la città. Io penso che tutti gli esseri umani credono e sperano in un Dio per una vita eterna e ognuno ha i suoi riti che vanno rispettati. È giusto comunque che la cultura della nostra società sia aperta agli altri, ma conservando integralmente quello che è il fondamento, diciamo. Non è che io dico che essere cristiani, cattolici, sapere le canzoni perfettamente sia fondamentale, però di fondo è un po' il fondamento anche della nostra cultura, per cui piuttosto non canto una canzone di Natale, ma modificarla mi sembra
una storpiatura e anche non da non fare. No, non lo sopporto. Siamo in Italia, è un paese cattolico, bene, senza esagerare, perché io non è nemmeno che frequenti chissà come la chiesa, però a un certo punto certe cose vanno rispettate e quindi sia Babbo Natale, Gesù Bambino, il presepe, tutte queste cose della nostra tradizione. Io sono una tradizionalista e i canti di Natale sono belli, tradizionali, lo fanno per, come si dice, per distogliere, diciamo, da questa nostra cultura. È giusto? No, insomma almeno un po' di tradizione, almeno. Ok. Secondo lei? No, secondo noi Gesù come si chiama? sì, tradizione. Ci vuole ancora la tradizione. Opinioni raccolte da Sharon Di Carlo nel centro di Bassano del Grappa, insomma un coro unanime a difesa delle tradizioni. Chiudiamo qui questa edizione di Focus TG, grazie per aver scelto il nostro telegiornale, ci vediamo stasera con Focus alle 21:15, buona giornata, arrivederci.